Oggi la giornata mondiale sull'AIDS, uno sportello informativo presso l'ospedale di Agrigento, consultori aperti tutta la giornata per i controlli necessari. Consegnati i premi Telamone, l'edizione è giunta alla sua 47esima, premiati i talenti siciliani. Diverse le iniziative contro la violenza alle donne, al Gallo incontro con l'Inner Club, a Realmonte si inaugura la panchina rosa alla Villa Comunale. Scoperta dai carabinieri di Cammarata una baby gang, a Raffadali un giovane minorenne fugge a un posto di controllo della polizia. A Palermo scoperto un arsenale di armi. Sonora sconfitta per l'Akragas in trasferta a Siracusa per 5-0, anche il Castrum Favara perde l'incontro con la Scafatese. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di oggi 2 dicembre, lunedì, in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS e le malattie sessualmente trasmettibili. I consultori familiari e aziendali hanno offerto un'attività di consulenza speciale sui corretti stili di vita e sui comportamenti idonei alla prevenzione delle patologie sessualmente trasmettibili e informazioni sulla vaccinazione HPV. A tal riguardo un presidio ospedaliero è stato allestito presso la hall dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a cura dell'ASP. Le interviste. Oggi Open Day qui all'ospedale con un infopoint perché oggi è la giornata mondiale dell'AIDS. Allora, i consigli alla dottoressa Milano? Oggi è una giornata per noi importante dove celebriamo le malattie sessualmente trasmissibili e la giornata dell'AIDS. Quello che è importante per noi essere qua è un momento promozionale per favorire le donne riguardo proprio lo screening di prevenzione proprio di tutte le malattie del cervicocarcinoma in particolare, quindi sull'HPV, sui vaccini che riguardano l'HPV e quindi anche sull'accesso ai consultori soprattutto, dove troveranno sempre uno spazio di accoglienza, di informazione in maniera assolutamente gratuita. La cosa importante è che aderire allo screening per noi è una cosa fondamentale, in quanto chiunque malaguratamente dovesse essere positivo entra in un percorso privilegiato e ovviamente gratuito per tutti quelli che poi saranno gli ulteriori accertamenti. Qual è la situazione un po' della nostra provincia? Allora, la nostra provincia ha un'adesione relativamente bassa purtroppo riguardo lo screening, nel senso che l'accesso delle donne allo screening è sempre inferiore rispetto a quelli che sono realmente la popolazione del nostro territorio, per cui sarebbe necessario, il fatto di essere qua, proprio questa funzione anche promozionale e di incontro e così un po' metterci la faccia per fare sì che le donne possano usufruire di un servizio che è assolutamente gratuito e di prevenzione assoluta. Rispetto alle malattie sessualmente trasmesse dobbiamo dire che mentre in passato per le malattie sessualmente trasmissibili si moriva, con il progresso della medicina la prevenzione e la diagnosi precoce sono degli interventi e le strategie per curare e riabilitare le persone. Purtroppo per le malattie sessualmente trasmissibili molto spesso c'è lo stigma sociale e quindi è difficile che le persone vadano ai servizi per poter fare attività di prevenzione e anche di diagnosi. In tutti i servizi vige l'anonimato e la garanzia della privacy, per cui bisogna essere liberi di poter accedere ai servizi territoriali, tra cui anche il consultorio familiare, per poter effettuare degli screening che spesso sono gratuiti e a cui anche le giovani generazioni dovrebbero sottoporsi. Quindi vi aspettiamo in tutti i nostri 22 consultori della rete aziendale che sono distribuiti nell'ambito della nostra provincia di Agrigento.
Su Agrigento il consultorio è al Viale della Vittoria 321 ed è operativo tutti i giorni della settimana e anche nei giorni di martedì e giovedì nei pomeriggi. E si è svolta sabato sera presso il Museo Archeologico di Agrigento alla Sala Zeus la cerimonia di consegna relativa alla 47esima edizione del Premio Telamone. Le interviste. Presso la Sala Zeus del Museo Archeologico di Agrigento ha avuto luogo la cerimonia di consegna del Premio Telamone, giunto alla sua 47esima edizione. È stato un appuntamento particolarmente atteso che ha celebrato il rapporto tra talento e merito, permettendo di conoscere dal vivo personalità di grande statura che con impegno e dedizione hanno tracciato percorsi di successo, rappresentando esempi di positività e specifico valore aggiunto per la Sicilia e per l'Italia. A ricevere il Telamone sono stati 2 cavalieri del lavoro, Giovanni Arena e Yolanda Riolo, il presidente della Banca Sicana, Giuseppe Di Forti, il questione di Trapani, Giuseppe Peritore, lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri e l'attrice Ester Pantano, la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo, il regista agrigentino Massimo Puglisi, l'urologo Francesco Curto, il vicepresidente della Confindustria della Romania Luca Militello. Dottor Paolo Cilona, 47esima edizione del Premio Telamone, un premio che riscuote sempre tanti successi, che le dona sempre lei e la sua giuria a personalità di spicco del mondo siciliano. Sono eccellenze siciliane che hanno dato e danno alla terra nostra esempi sul piano del progresso, del lavoro e soprattutto nel senso di dire che la Sicilia è una terra che produce anche ricchezza e che può questa ricchezza essere esempio per le future generazioni. Questa sera che ci sono tantissime persone hanno avuto il piacere di vedere e di incontrarsi con queste 10 eccellenze che hanno dato tanto alla nostra terra di Sicilia. Un premio a cui si ci lavora un anno e già si pensa al prossimo. Sicuro, noi già abbiamo concordato per la prossima edizione che avrà luogo il 29 di novembre del 2025, che è poi l'anno di Agrigento, città capitale della cultura. Possiamo dire che il Premio Telamone è uno dei più ambiti e prestigiosi che si tiene nella nostra città. Sicuramente è un premio molto ambito, molto richiesto e soprattutto rispettato. Non è il solito premio, è il premio che dà risalto alla terra di Agrigento, a quella città che Pindaro definì la più bella terra. C'è un criterio particolare nella scelta dei nomi, Presidente? No, c'è soltanto che seguiamo tutti i personaggi siciliani nel corso dell'anno e sottolineiamo uno per uno quelli che sono le eccellenze e poi tutto il comitato troverà il punto d'incontro tra queste eccellenze. Per Capitale della Cultura 2025 avete in mente un premio un po' particolare, visto che siamo Capitale della Cultura? Beh, avremo un tema specifico che è quello di dare maggiore risalto a quella che è la nostra radice, che è una radice molto antica di 2600 anni di storia. L'Innerwell di Agrigento aderisce alla campagna mondiale di Orange the World promossa dalle Nazioni Unite per porre fine alla violenza contro le donne. Parliamone insieme, rompiamo il muro del silenzio, con un incontro avvenuto stamani con gli alunni dell'Istituto Gallo di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Orange the World ora qui all'Istituto Gallo insieme al Winner. Che messaggio lanciare, ragazzi? E più che messaggio è una di quelle attività ad altissimo valore formativo ed educativo, perché parlare di lotta agli atteggiamenti scorretti di violenza contro le donne è diciamo un obbligo e oltre che una missione per la nostra scuola, per la scuola in generale, che educa le nuove generazioni al rispetto dell'altro, al rispetto del genere e a una convivenza civile. E oggi abbiamo l'aiuto dell'Innerwell per quanto riguarda
questa attività che in realtà quotidianamente viene svolta nelle classi, perché educare i ragazzi al rispetto di se stesso e al rispetto degli altri lo si fa nel silenzio dell'aula quotidianamente, utilizzando le discipline come veri e propri veicoli, come veri e propri strumenti per educare al bello, per educare a ideali grandi, perché chiaramente chi sa apprezzare ciò che gli sta intorno, chi sa rispettare gli altri, sicuramente non adotta degli atteggiamenti scorretti nei confronti di chi che sia. E quindi oggi l'Innerguill ci dà un valore aggiunto alla nostra azione quotidiana. Siamo ben lieti e ringraziamo la Presidente e le socie per questa attività che ha una chiave particolare, dialogica, nel senso che la psicologa incontrerà i nostri ragazzi, parlerà loro, ascolterà loro, in modo tale che siano veramente coinvolti in prima persona in una tematica che purtroppo è di triste attualità. Oggi la Orange the World che state organizzando qui insieme ai ragazzi dell'Istituto Gallo. Sì, oggi siamo voluti venire proprio nell'intimità di una classe perché l'Innerguill di Agrigento ha aderito alla campagna mondiale che è stata promossa dalle Nazioni Unite, Orange the World. E siamo, come dicevo, voluti venire in classe proprio per essere direttamente a contatto con i ragazzi. Leggeremo dei brani tratti da un libro che è quello della Annibali, la sua ultima opera, che è stato scritto proprio per i ragazzi, dove lei racconta la sua esperienza, ma anche quelli che sono i campanelli di allarme per poter eventualmente capire se siamo in presenza di un amore malato. Per cui lo abbiamo voluto fare qui insieme ai ragazzi di questa quinta e insieme rifletteremo, parleremo in presenza di una sociologa in maniera tale da poter anche condividere esperienze anche con dei test ovviamente non anonimi e perché così riteniamo che sia anche un modo migliore per poter entrare in contatto con i ragazzi. Dobbiamo rompere il muro del silenzio e quindi cerchiamo di farlo nel nostro piccolo, con piccoli passi, piano piano, perché ogni azione conta. Inaugurata la panchina rossa a Realmonte presso la villa comunale. Le interviste. Siamo nella villetta comunale, siamo qui per inaugurare e svelare una panchina rossa. Ecco, la panchina è stata posizionata di fronte al Mediterraneo, vicino ad un crocifisso, ed è simbolica, rappresenta tutte quelle donne che non ce l'hanno fatta, ma vuole rappresentare anche una speranza di chi è ancora qui e deve combattere ogni giorno affinché ci sia una vera parità di genere, che ancora purtroppo è lontana, è lontanissima. Io ringrazio il CIF di Realmonte perché con il Comune ha messo in piedi questo progetto che in verità viene da lontano, perché era già stata pensata l'installazione, poi la proposta del CIF ha incontrato la volontà dell'amministrazione comunale, infine l'anno scorso stavamo per inaugurarla poi per un evento che è noto a tutti, la dipartita del Presidente non è stato possibile e oggi siamo qua invece a rappresentare con forza che le donne hanno necessità di essere accudite, protette, amate. Come dice Benigni, una donna nasce dal fianco per camminare insieme ad un uomo e non dal piede per essere calpestata né dalla testa per essere superiore, quindi va amata e questo è il messaggio che vuole mandare Realmonte. Ecco, amare le donne significa rispettarle, anche se sono più brave di un uomo, anche se non amano più un uomo, anche se hanno altre vedute, anche se vogliono, nonostante un credo, essere emancipate. Ecco, in nome dell'amore e della bellezza a cui noi facciamo sempre riferimento, ecco c'è questa panchina a Realmonte.
Non sono sola, dice. Ecco, io ringrazio anche le uncinettine che hanno realizzato una composizione floreale, che hanno donato per ricordare che una donna, ad una donna si dà un fiore, segno di amore, ecco, non uno schiaffo e un pugno. Oggi ci troviamo qua nella Villa Comunale di Realmonte, dove inaugureremo la panchina. Questa iniziativa è stata voluta e aspettata dal CIF, Centro Italiano Femminile di Realmonte, in memoria, per ricordare le donne che sono state vittime di femminicidio, e quindi oggi siamo qua. Per fortuna il sole è stato nostro, ci bacerà oggi, e quindi faremo questa commemorazione. La panchina rimarrà dove c'è anche una targhetta con il numero, che mi auguro che nessuno componga mai questo numero e ne abbia di bisogno. Ecco, oggi siamo qui in questo momento particolare a vivere insieme al CIF di Realmonte questa inaugurazione della panchina, e vuole essere un messaggio di augurio soprattutto per le donne, ecco, soprattutto nell'accoglienza, nel rispetto, e per noi cristiani è fondamentale. Papa Francesco dice che Dio proprio, ecco, entra nella storia grazie alla donna, quindi per noi cristiani c'è un massimo veramente rispetto, di accoglienza, e questi momenti ci aiutano a vivere la speranza. Proprio siamo alle porte del Giubileo e il titolo è Pellegrini di Speranza, e allora anche questi momenti possono aiutarci a scoprire un tempo nuovo, cieli nuovi e terra nuova, come dice la parola del Signore, partendo dal valore fondamentale che è l'accoglienza della donna e del rispetto. L'Italia delle donne a Palermo, il ministro per la famiglia e le pari opportunità Eugenio Roccella, dal governo risorse consistenti per le famiglie e la natalità. I colleghi di Palermo. Noi abbiamo sempre messo al centro la famiglia, la natalità e anche le pari opportunità, che sono i tre temi appunto connessi che mi stanno più a cuore, e lo abbiamo fatto mettendo in campo risorse consistenti fin dalla prima finanziaria. Complessivamente ormai sono quasi circa 5 miliardi messi in provvedimenti importanti. Prima di tutto abbiamo cominciato aumentando i congedi parentali e stiamo continuando ad aumentare i congedi parentali. Abbiamo aumentato l'assegno unico. Quest'anno invece, con questa finanziaria, abbiamo deciso di mettere invece risorse su un bonus di 1.000 euro per i nuovi nati, perché sull'assegno unico ci sono problemi in quanto è sotto procedura di infrazione in Europa. Abbiamo aumentato anche soprattutto l'accesso delle donne al mondo del lavoro attraverso per esempio la decontribuzione per le donne dal secondo figlio. Abbiamo aumentato anche i rimborsi per gli asili nido. Ministra, è stata potenziata l'efficacia del braccialetto elettronico e non solo. Anche qui abbiamo fatto immediatamente una nuova legge che mirava soprattutto alla prevenzione, cioè interrompere il ciclo di violenza prima di arrivare agli esiti più irrimediabili e funesti, al femminicidi. Noi abbiamo messo di routine i braccialetti elettronici, visto che c'era qualche problema di fattibilità tecnica su questo, siamo intervenuti adesso con una modifica proprio per cercare di arrivare a una piena sicurezza di ogni donna che denuncia e che vuole uscire appunto da situazioni di violenza. È un disegno di legge del quale vado particolarmente orgogliosa, perché pone la legislazione italiana finalmente all'avanguardia su questo specifico argomento, che è quello della maternità surrogata. Adesso una condotta che in Italia è già considerata reato da oltre 20 anni sarà punibile pure se commessa all'estero. Questo mercato assolutamente aberrante, a mio avviso, una pratica disumana, e questa è la definizione che ne dà
ne danno i massimi vertici della nostra giurisdizione, potrà essere ostacolato in maniera ancora più incisiva, come è già accaduto in Italia, dove la sanzione di tipo penale ha impedito che si propagasse questa pratica nei 20 anni appena trascorsi. Quindi siamo ottimisti sull'incidenza di questa nuova legge. Passiamo alla cronaca. A Cammarata 3 minorenni deferiti per furto, ricettazione e riciclaggio. Il servizio. I carabinieri della stazione di Cammarata, coadiuvati da quelli del nucleo operativo e radiomobile, hanno deferito in stato di libertà 3 ragazzi minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni, costituenti una baby gang, ritenuti responsabili di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Le indagini sono scaturite da una denuncia di furto di un ciclomotore avvenuto alcune settimane fa, asportato durante un sabato sera nei pressi dei quartieri della Movida del comune di Cammarata. I carabinieri della stazione di Cammarata sono riusciti in poco tempo a individuare e identificare gli autori del furto, minorenni, raccogliendo prove utili a localizzare il ciclomotore rubato durante le perquisizioni eseguite su disposizione della Procura per i minorenni di Palermo all'interno delle abitazioni degli indagati e nelle relative pertinenze nel quartiere Gianguarna. Sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati dai ragazzi la notte del furto. Il ciclomotore smontato in più parti è pronto per essere immesso nel circuito del mercato nero, un casco risultato rubato in un precedente episodio delittuoso. Già da qualche tempo la comunità cammaratese aveva manifestato forti preoccupazioni per una serie di episodi di microcriminalità diffusi nel quartiere Gianguarna, spesso attribuiti a giovanissimi, alcuni degli appartenenti a questo gruppo, assimilabile a una vera e propria baby gang nella quale vi è la figura del capo, dei gregari. Hanno già precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, a riprova della natura fortemente ostile e antisociale dei suoi componenti. A Raffadali un minorenne fugge a un posto di blocco della polizia stradale impegnata nelle normali procedure di controllo del territorio, provocando anche un incidente. A Raffadali un minorenne fugge ad un posto di blocco della polizia stradale impegnata nelle normali procedure di controllo del territorio, provocando un incidente. Il protagonista della vicenda, dalle informazioni acquisite, sarebbe un minorenne alla guida di uno scooter, una moto 125 Honda, peraltro non sua. Il giovane è scappato al posto di controllo in quanto sprovvisto di assicurazione, provocando però un incidente, come si vede nel video, in cui è rimasta coinvolta un'altra auto, una Punto Nera. È successo tutto ciò nel pomeriggio della giornata di ieri nel centro storico di Raffadali. Il protagonista, dalle prime informazioni, è appunto un giovane alla guida di uno scooter. Dalla prima ricostruzione dei fatti, il conducente del mezzo a 2 ruote avrebbe tentato di eludere il posto di controllo, andando poi a sbattere contro l'auto, quindi la fuga a piedi tra i vicoli del centro. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i poliziotti per continuare le ricerche. Un arsenale è stato scoperto al villaggio Santa Rosalia a Palermo, arrestato anche un uomo. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale Palermitano nell'ambito della prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Un arsenale è questo che i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno scoperto in un garage sotterraneo al villaggio Santa Rosalia, dove c'erano ben 14 armi da fuoco, oltre 1400 proiettili, silenziatori, caricatori e materiale per la lavorazione e la modifica di armi di ogni tipo. Un uomo con precedenti specifici è stato arrestato in flagranza. I Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego sono arrivati a lui dopo aver avuto notizie che in quella zona c'era appunto una persona in grado di reperire, assemblare e modificare qualunque tipo di arma da fuoco, mettendole successivamente a disposizione della criminalità organizzata e comune. E visti gli ultimi episodi di violenza in città che hanno coinvolto anche giovanissimi, gli investigatori si sono messi sulle tracce dell'indagato. Dopo una serie di pedinamenti, i finanzieri hanno rilevato che l'uomo era solito incontrarsi in luoghi appartati con persone vicine ad ambienti criminali e che quasi sempre, prima o dopo questi incontri, andava nel garage del villaggio Santa Rosalia, un locale non riconducibile direttamente a lui,
ma del quale aveva disponibilità e al cui interno a volte si intratteneva anche per qualche ora. Gli investigatori hanno quindi deciso di perquisire l'abitazione dell'indagato, una villa circondata da un grande terreno a Ciaculli, dotata di telecamere a circuito chiuso su ogni lato e con arredi di particolare pregio. Qui è stato scovato un laboratorio con banchi da lavoro, macchinari e ogni tipo di strumento necessario per modificare e assemblare armi e addirittura per incapsulare proiettili, nonché una pistola semiautomatica in corso di lavorazione, cartucce, alcune canne di pistola e fucile. Nel garage del villaggio Santa Rosalia è stato scoperto invece l'arsenale di armi e proiettili nascosti in una intercapedine ricavata nel controsoffitto con assi di legno avvitate che coprivano tutto il tetto. Nel complesso 14 armi da fuoco, tra revolver e pistole semiautomatiche, 1431 tra cartucce, bossoli, proiettili, 8 caricatori, 4 silenziatori, 40 inneschi, buste di polvere da sparo, nonché una grande quantità di parti di pistole tra castelli per revolver, tamburi, impugnature, canne e materiale vario per la fabbricazione di cartucce. Si tratta, dicono dal comando provinciale, di uno dei più importanti sequestri di armi effettuati a Palermo negli ultimi anni. L'indagato è stato arrestato e portato al carcere Pagliarelli. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP, così come il sequestro delle armi e di tutto il materiale rinvenuto. Ora saranno gli esami balistici a stabilire se le armi sono state utilizzate in episodi delittuosi avvenuti in città o piuttosto tenute a disposizione di organizzazioni criminali per commettere ulteriori reati. Un torneo di burraco solidale con fini benefici è stato organizzato nella giornata di domenica dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Diversi partecipanti all'iniziativa, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza in occasione del Santo Natale. Giuseppe Moscato ha seguito l'iniziativa. Presidente, ancora una volta un incontro di solidarietà, un incontro sociale per il centro Guttuso, un burraco di beneficenza, un appuntamento che ormai è diventato imperdibile per Natale. Sì, imperdibile e importante nello stesso tempo. Innanzitutto siamo alla 10ª edizione del burraco di beneficenza. È importante, sai perché? Per due motivi. Perché è un momento bellissimo per i giocatori, per chi partecipa. È un momento bellissimo perché ha uno scopo particolare, appunto la beneficenza. Stasera noi siamo tutti qua sorridenti, contenti, ma siamo ancora più contenti perché regaleremo qualche sorriso a chi ha di diritto di averlo, il sorriso, e noi dobbiamo darglielo come facciamo di solito. Si diverte a giocare, ma anche si contribuisce a una serata di solidarietà. Sì, questo gioco vale doppio perché giochiamo, ci divertiamo, ma allo stesso tempo facciamo beneficenza. È un modo, come è il nostro, no? Il centro sociale fa ogni anno, quindi anche quest'anno vediamo tanti visi nuovi di gente che sta iniziando a giocare con un gioco che molti dicono sia vintage, ma mantiene i giovani. Il burraco oltretutto è un gioco bellissimo, un bel passatempo, è un modo per stare insieme e allena la mente, suggerisce Reliante. Naturalmente dicevi l'importanza della solidarietà, però se si vince al tavolo ancora meglio, no? Assolutamente sì, perché c'è una competizione agguerritissima e quindi non puoi più distrarci. Valore doppio per beneficenza, quando si sposano le due cose, il gioco e la beneficenza, non possiamo che essere felici, presenti, e accogliamo con piacere queste iniziative e che ne vengano sempre a venire, così ci divertiamo e facciamo beneficenza. Però insomma, se si vincesse non guasta. Quello sempre, e poi quando c'è sempre la sfida c'è l'adrenalina, e se si vince va bene così.
Cosa dà il burraco, ma cosa dà soprattutto la beneficenza? Allora, il burraco dà la convivialità, lo stare insieme, il divertirsi. Poi se il divertimento è coniugato con la solidarietà, e allora vale 1000 volte tanto. Ma questa partita com'è andata? Questa partita c'è il signore che sta facendo i conti, però penso che sia andata alla grande. E se non è così tu dirai che è andata alla grande, vero? Grazie, grazie. Linea alla regia per la pubblicità. Al via a Palermo, presso l'Hotel Saracen d'Isola delle Femmine, la 61esima edizione del Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, il servizio. Al via questa mattina la 61esima edizione del Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, organizzato dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento, cornice del prestigioso confronto culturale. È stato l'Hotel Saracen di Isola delle Femmine a Palermo. Il tema del convegno è il Teatro d'Arte di Roma, con Pirandello capocomico a 100 anni dalla fondazione 1924-2024. Hanno partecipato centinaia di studenti provenienti da più parti d'Italia, accompagnati dai loro docenti. A relazionare sono stati docenti universitari, studiosi di fama internazionale, profondi conoscitori della vita e delle opere del premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello. Il convegno prevede anche laboratori di scrittura creativa, estemporanea e laboratori teatrali. Durante le 4 giornate di relazioni e approfondimenti si svolgerà anche la 21esima rassegna nazionale del corto cinematografico. Infine, giovedì 5 dicembre al Teatro Politeama di Palermo, con inizio alle ore 18, è attesa una performance degli studenti del laboratorio teatrale. Al termine saranno consegnati i premi Pirandello 2024 ai migliori cortometraggi, tesina, scrittura creativa, estemporanea e composizione musicale. Sì, 61esima edizione, 61esimo convegno, che non sembra vero, un'eternità, eppure il convegno pirandelliano esiste, esisterà sempre e affronterà problemi importantissimi per quanto riguarda il pensiero pirandelliano, sia come filosofo, diciamo così, ma anche e soprattutto come artista. Il 61esimo convegno intende affrontare uno studio particolare su un evento importantissimo accaduto nel 1924, e cioè intende celebrare il centenario della fondazione del Teatro d'Arte di Roma, ad opera di alcune personalità importanti del mondo dello spettacolo, tra cui gli ideatori Stefano Lande, cioè Stefano Pirandello, figlio di Luigi Pirandello, e Orio Vergani. Che cosa si intendeva fare con questo teatro d'arte? Rivoluzionare il teatro, rivoluzionarlo non solo dal punto di vista artistico, ma rivoluzionarlo anche nei confronti dei trust che allora vigevano. I trust erano, diciamo così, delle società di produzione teatrale che facevano il bello e il cattivo tempo, nel senso che magari privilegiavano gli autori stranieri soprattutto, e principalmente gli autori francesi, davano poco spazio alle innovazioni di cui pure il teatro aveva bisogno, e che facevano i loro interessi. È una specie di mafia, scusate il termine, ma veramente possiamo paragonarlo così. Pirandello era contro assolutamente di loro, e Pirandello voleva rivoluzionare il teatro e ci riuscì con la fondazione del Teatro d'Arte, in cui lui era una specie di plenipotenziario, nel senso che lui non faceva parte come socio del Teatro d'Arte, però ne era il capocomico. Dice lui, a titolo assolutamente gratuito, però tutto devo fare io, nel senso la scelta degli attori, la scelta degli autori, la scelta della compagnia, l'impostazione, la regia, tutto devo fare io. Ecco, noi con questo 61esimo convegno vogliamo appunto celebrare i 100 anni della fondazione del Teatro d'Arte di Roma, 1924-2024.
Anche quest'anno il convegno si svolge a Palermo, convegno nato ad Agrigento, eppure si era parlato di un ritorno ad Agrigento. Poi invece cosa è successo? Ma è una domanda che io la storno a chi di dovere. Non dovete chiederlo a noi che cosa è successo, ma a chi, i responsabili degli enti locali agrigentini e forse anche regionali, che non sostengono il Centro Nazionale di Studi Pirandelliani con questo evento importantissimo, frequentatissimo e, come vede, pieno di persone. Siamo in 400 stamattina qui all'Hotel Saracen e quindi a Palermo, dove il centro ha trovato comprensione e ospitalità. Quindi io non saprei rispondere perché non si fa ad Agrigento. Questa risposta la devono dare i responsabili degli enti locali agrigentini. Entra nel vivo la 61esima edizione e tantissimi studenti partecipano al convegno. Sì, è un momento molto importante. Il convegno è l'unico nel suo genere e il vedere tanti giovani che da tutte le parti d'Italia vengono a Palermo per confrontarsi, per parlare di una tematica tanto attuale, il teatro d'arte di Pirandello 1924-2024. Cioè la dimostrazione di due momenti importanti: uno, l'attualità sempre di Pirandello; due, il desiderio che hanno i giovani di conoscere, di apprezzare e di vivere nuove emozioni. Quali sono le vostre aspettative? Beh, le nostre aspettative sono sempre a largo orizzonte, di vedere i giovani sempre più impegnati nella cultura e non nelle cose che sono nocive. A Messina, volontariato e istituzioni, una sinergia necessaria e non una contrapposizione. Intervista a Rosario Cerasolo del CESV. Il volontariato in questa città c'è e continua ad esserci. Eh sì, e poi è proprio il naming di questo nostro evento, che giunge alla seconda edizione quest'anno, dopo la prima appunto dello scorso anno, sempre in collaborazione con il Comune di Messina, che ringraziamo anche per avere, come dire, voluto organizzare questo evento insieme a tutto il mondo del volontariato messinese della città, ma anche della provincia. Un evento che vuole raccontare il bello, il buono e il giusto che è del volontariato, attraverso modalità diverse, incontri, approfondimenti, animazione artistica, quindi un insieme di eventi che cercheranno di raccontare il mondo del volontariato messinese. Quanto è importante il volontariato in tanti servizi che spesso vengono resi alla collettività proprio perché c'è il volontario. Talvolta il volontario anche copre dei vuoti di ciò che le istituzioni non riescono, o forse perché non vogliono sempre fare. Ma sì, in realtà nasce come esperienza di frontiera il volontariato. Tutto il mondo del volontariato normalmente anticipa quello che poi le istituzioni pongono in essere diciamo, nei tempi successivi. Questa è l'esperienza e la storia del mondo del volontariato. Oggi il volontariato in realtà ha fatto anche un passo avanti insieme al mondo delle istituzioni. Oggi si lavora non tanto e non solo come per supplire alle carenze delle istituzioni, laddove ci sono, ma non sempre, ma anche per collaborare col mondo delle istituzioni, quindi in un'ottica in cui con pari dignità, con ruoli e funzioni diversi, tutti contribuiscono a promuovere comunità più giuste, più inclusive e più sostenibili. Questo in fondo è il compito del volontariato, ma è anche il compito delle istituzioni, quindi non più e non solo in una dimensione suppletiva o sostitutiva, ma anche appunto collaborativa, e questo cerchiamo di raccontare anche all'interno di queste due giornate. Raccontare il mondo del volontariato attraverso testimoni privilegiati, attraverso il racconto dei volontari, giovani e adulti, ha proprio questo obiettivo, quello di raccontare un mondo che costantemente opera nei territori, talvolta supplendo, talvolta collaborando, talvolta anche con sostegno da parte delle istituzioni. Quindi una dinamica che pur nella distinzione dei ruoli è comunque auspicabile che vada nella direzione della quella che noi chiamiamo coprogrammazione e coprogettazione. E sempre a Messina i tirocinanti del comune si attende un confronto e si lavora per la loro stabilizzazione. Sentiamo un rappresentante della CGIL.
In attesa di certezze per il futuro dei quasi 600 tirocinanti del Comune di Messina, qualche giorno fa la manifestazione davanti a Palazzo Zanca, si apre questo confronto necessario con l'amministrazione, ma ci sono delle prospettive allo stato attuale o si tornerà a protestare? Allora, allo stato attuale noi siamo ancora in attesa dell'apertura di questo tavolo che comunque riteniamo che per quelle sono state le risposte avremo a breve per quanto c'è stato un rinvio. Noi ovviamente continuiamo ad andare avanti anche con un ciclo di assemblee che stiamo facendo tra i tirocinanti per avere bene chiaro lo stato dell'arte e per chiarire le nostre proposte anche da portare per progettare assieme il futuro lavorativo di queste persone. Attualmente la progettualità è presumibilmente in fase di interruzione perché comunque ci sono molti tirocinanti che sono arrivati a completare un ciclo di 2 anni di tirocinio e per le regole proprio del tirocinio di inclusione a un certo punto dovrà interrompersi e poi eventualmente riprendere. Quindi questa ovviamente diventerà una criticità per molte famiglie che vivono di questi tirocini. E parliamo anche di persone che svolgono dei ruoli importanti, che offrono dei servizi attraverso le società partecipate, quindi da una parte c'è l'aspetto e la necessità di dare anche una continuità occupazionale a queste persone che con il tirocinio si sono anche formate, ma dall'altro c'è anche la necessità di continuare a garantire servizi alla collettività. Certamente questa cosa l'abbiamo già fatta emergere nella scorsa manifestazione e sono persone che stanno lavorando per garantirci dei servizi e soprattutto stanno sopperendo a quella mancanza di personale che evidentemente c'è nelle partecipate, quindi il nostro invito è sempre questo, cerchiamo di trovare una stabilizzazione dentro le partecipate dove servono questi posti di lavoro, formiamoli per poterli inserire in questi posti di lavoro che servono a tutta la cittadinanza e già, voglio dire, sembra che stiano facendo un bel lavoro dal momento che li rinnovano da 2 anni. Non è una questione tecnica, ma è una questione politica, è una questione proprio di dare dignità a delle persone, quindi bisogna trovare delle formule per arrivare piano piano ad assorbirli, non dico tutti, ma una parte, e sugli altri creare delle altre progettualità. Ma è evidente che questi posti nelle partecipate ce ne sia di bisogno, quindi in qualche modo vedremo come costruire questo percorso. Passiamo dallo sport, finisce con una sonora sconfitta la partita tra il Siracusa e l'Akragas per 5-0, esordio amario per il neoallenatore Favarin. Ce ne parla meglio il collega Lentini. È finita nel peggiore dei modi la trasferta dell'Akragas, che sul campo del Siracusa rimedia una sconfitta pesante per 5-0. Gara senza storia con la squadra biancazzurra del neotecnico Favarin, con le idee molto confuse, che rimane quasi subito in balia del gioco aretuseo. I padroni di casa non faticano molto a cercare la via della rete e al secondo minuto con Longo, sugli sviluppi del primo corner, colpiscono la traversa. Entrambe le squadre hanno diversi ex. Da parte cregantina c'è Lofaso e Grillo, mentre da quella aretuseo Candiano e Andrea Di Grazia. Al 34esimo arriva la rete del vantaggio con Maggio che di testa salta più in alto di tutti e trafigge Dragan. Akragas che subisce il gioco veloce e filtrante dei padroni di casa ed al 42esimo arriva il raddoppio. Maggio indirizza il pallone verso la porta avversaria dopo un lungo lancio a quadro da circa 50 metri. Sulla linea di porta Palermo mette dentro per il 2-0. Il ritorno in campo al 48esimo l'ex Candiano fa tris e al 56esimo Longo di testa su perfetto cross di a quadro che sigla la quaterna, ma non è ancora finita. Infatti al 68esimo Maggio chiude i conti a conclusione di un veloce contropiede, una cinquina che stordisce la compagine di Favarin che dopo 4 giorni di duro lavoro e dopo aver visto da vicino all'opera la sua nuova squadra avrà sicuramente idee ben chiare per come operare sul calciomercato che sta per aprire. Mercoledì prossimo intanto si recupera la gara con il Paternò. Seguiamo ora il commento a caldo dello stesso tecnico toscano a fine gara. Per noi chiaramente oggi non era la partita adatta per cercare di capire cosa serve o cosa non serve. È normale che innanzitutto c'è da fare i complimenti al Siracusa perché è primo non a caso, ha fatto un'ottima partita,
Noi abbiamo cercato di mettergli un po' i bastoni tra le ruote, non ci siamo riusciti in pieno. È chiaro che la differenza è enorme, però insomma anche nelle valutazioni, per quanto mi riguarda, devo tenere presente appunto della forza del Siracusa. È chiaro che noi facciamo un altro campionato rispetto a loro e dobbiamo cercare di capire ora con la società dove poter intervenire. Abbiamo bisogno sicuramente di essere rinforzati, perché insomma così adesso diventa difficile, se no cercare di ribaltare la situazione. Sì, e i 3 cambi che ha fatto all'inizio del secondo tempo è per vedere un po' il reparto avanzato come... Erano le varie soluzioni che ci potevano essere. Nel primo tempo chiaramente i 3 giocatori che sono usciti hanno fatto il possibile, non è facile giocare quando poi dopo magari si è costretto a dover calciare, a dover lottare sulle seconde palle, non hanno le caratteristiche per farlo. I cambi erano per cercare di tenere un pochino più alta la squadra e anche per vedere le potenzialità, le possibilità che ci possono dare quelli che sono subentrati nel secondo tempo. In serata la società dell'Agregas ha diramato un comunicato stampa che leggiamo integralmente. La società dell'Agregas, alla luce dell'ennesima indecorosa prestazione della squadra, annuncia che interverrà urgentemente sul mercato in maniera ampia. La società questo lunedì rifletterà sulle scelte da fare sia in entrata che in uscita per rinforzare adeguatamente l'organico. Sapevamo che contro il Siracusa, si legge sempre nel comunicato, sarebbe stata dura, ma ci sono modi per perdere una partita e oggi l'abbiamo fatto nel peggiore dei modi, non lottando e non sudando la maglia. Quella appena trascorsa è stata una giornata nefasta per le agrigentine del girone I di Serie D. L'Agregas perde con un secco 5-0 sul campo del capolista Siracusa, che così rafforza la vetta della classifica. Di misura ha perso anche sia il Castrum Favara in casa con la Scafatese che il Licata sul campo del Paternò. Immutata la classifica per tutte e 3 che adesso guardano con interesse alla riapertura del calciomercato. Per quanto riguarda le altre gare, la Nissa ha pareggiato in casa con la Regina, il Sambiase ha superato la Cireala, la Scafatese vince di misura con la Nova Egea, mentre l'Enna ottiene 3 punti importanti sul campo della Vibonese. Mercoledì prossimo l'Agregas, come detto prima, recupera la gara con il Paternò non disputata per malore all'arbitro. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa giornata. Castrum Favara Scafatese 0-1, Locri e Ragusa 2-2, Nissa Regina 1-1, Paternò Licata 1-0, Pompei Città di Sant'Agata 3-1, Sambiase Città di Cireale 4-2, San Cataldese 9 Egea Virtus 2-1, Siracusa Agregas 5-0, a Vibo Valencia Vibonese 0 Enna 1. La Scafatese passa a Favara per 1-0 e interrompe una striscia positiva che durava da 8 giornate. Il collega Moscato. La Castrum Favara interrompe la sua lunga serie positiva fatta di ben 8 risultati utili con 3 vittorie e 5 pareggi e cede l'intera posta in palio ad una delle corazzate del campionato nazionale di Serie D Girone I, la Scafatese. I ragazzi di mister Pietro Infantino in tribuna per una squalifica con la squadra guidata in panchina dal suo vice Dario Di Dio escono comunque tra gli applausi del folto pubblico accorso al Bruncoleri che ha incitato lungamente i propri beniamini che maidomi hanno fatto di tutto per riacciuffare il risultato pur trovandosi di fronte a un avversario che non ha mai fatto mistero di lottare per la promozione in Serie C. È stato proprio il Favara a spingere subito in avanti e creare qualche brivido agli ospiti che in più occasioni si sono salvati solo grazie agli interventi del portiere Becchi. La forte Scafatese ci mette poco a rimediare il proprio gioco, si appropria del centrocampo e articola diverse manovre offensive che si concretizzano al 10° con Cham, che con un sinistro calibrato e preciso disegna una traiettoria imprendibile per il portiere favarese Tommaso Scuffia. La reazione del Favara è pronta, più volte la Piana tenta la strada del gol, ma le sue conclusioni vengono sempre neutralizzate dalla difesa campana.
Al 25esimo ci prova Avanzato, che riesce a recuperare un pallone servito da Camilleri e a spedirlo in rete. La gioia del gol resta in gola ai tifosi, la bandierina del collaboratore di linea dell'arbitro si alza e segnala il fuorigioco dello stesso giocatore gialloblu. La pressione dei padroni di casa continua anche nella ripresa, ma la Scafatese riesce a controllare tutto e in qualche occasione mette ancora sotto pressione la difesa con Scuffia che si salva in angolo in un paio di occasioni. I 3 punti così vanno alla Scafatese, che prosegue la sua corsa verso la vetta della classifica. Castrum Favara comunque soddisfatta della prestazione della squadra per la pronta reazione che ha avuto e alla quale è mancato solo il gol. Ma ecco i commenti in sala stampa. Siamo partiti bene con 2 occasioni subito e poi pian pianino loro sono venuti fuori alla distanza, sono giocati questo gol, l'hanno difeso fino alla fine con i denti. Noi abbiamo cercato di pareggiare, ci abbiamo messa tutta come al solito, purtroppo oggi è andata così. Anche nel secondo tempo, insomma, con i nuovi innesti si è cercato di cambiare un po' lo schema in campo. Ma sicuramente stai perdendo, quindi devi cercare di fare qualcosa per aiutare la squadra a muoversi meglio e a cercare di concludere. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma solo per il risultato. Credo che la prestazione ci sia sempre stata, i ragazzi sono impegnati al massimo e quindi ne prendiamo atto e da martedì prendiamo la Ragusa. Uno stop dopo 8 risultati utili non credo che comprometta il prosieguo del cammino del Castrum Favara. Ma noi sappiamo il cammino che dobbiamo fare noi, questo qua è successo oggi, spero che non succeda più, però strada facendo sicuramente incontreremo delle difficoltà e speriamo che le difficoltà siano solo per colpa nostra e non per colpa degli altri. E poi insomma c'era anche qualche pedina importante che mancava all'appello oggi. No, chi l'ha sostituito, chi ha giocato, chi è entrato, credo che abbia fatto il proprio dovere al massimo, come hanno fatto sempre tutti. Questa è una squadra che è un gruppo combatto, quindi tutti giocano l'uno per l'altro. Non ci pensiamo addosso allora? No, assolutamente. Resta rammarico di non aver fatto punti, però siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Capitano, oggi festeggi 200 partite in questa meravigliosa Serie D, sicuramente un'ottima prestazione, è mancato forse solo il risultato? Sì, purtroppo sì, quando parliamo di 1-0 per gli avversari parliamo di risultato, non dico bugiardo perché comunque loro sono un'ottima squadra, però abbiamo creato anche noi qualcosa all'inizio della partita, poi giustamente la loro squadra è una squadra costruita per vincere, ci ha messo sotto, abbiamo preso il gol così dopo una ventina di minuti, ci ha un po' piegato le gambe, però poi il secondo tempo loro si sono abbassati, noi abbiamo ripreso a giocare come sappiamo fare e ci è mancato solo il gol alla fine comunque. È mancato il gol anche perché l'impegno sicuramente non è stato da meno. No, quello come ogni domenica e come tutte le volte che giochiamo non manca e non mancherà, perché comunque facciamo dell'impegno la nostra arma primaria, perché sappiamo che siamo una squadra costruita per combattere nella metà della classifica e dobbiamo dare filo da torcere a chiunque venga a fare. Sicuramente Castrum Favara non può piangere per questa partita persa. No, assolutamente, ci mancherebbe pure. Sapevamo la forza dell'avversario, abbiamo cercato di portarla sui nostri binari dall'inizio, poi ti ripeto, abbiamo preso gol, ma abbiamo cercato di portare a casa il punto, perché comunque sarebbe stato un ottimo punto contro una squadra che se la giocherà fino alla fine per poter vincere il campionato. Dal punto di vista personale, questo film di 200 partite, come lo vedi? No, è una bella cosa, comunque non è da tutti i giorni e non penso che sia una cosa che avvenga spesso, arrivare a 200 presenze nel girone I. Spero di poterne fare altrettanto, anche se l'età avanza, però sono contento, dai, è un bel traguardo. Da premettere, abbiamo giocato contro un'ottima squadra con ottimi principi di gioco. Non era facile questa squadra 15 giorni fa fermare il Siracusa, lo sapevamo. Noi venivamo da una partita persa nel secondo diretto, giocata bene da ambo le parti,
risolto con un tiro da 30 metri, quindi eravamo anche un po' incazzati. Siamo venuti qua, abbiamo preparato bene la partita, come hai detto tu, sì, il primo tempo potevamo fare 2 o 3 gol, ma poi ecco, ti dicevo, un'ottima squadra è uscita fuori nel secondo tempo e ci ha fatto soffrire. E la FIGC ha annunciato le date per i tesseramenti delle squadre dilettantistiche. La finestra invernale si aprirà il prossimo 3 dicembre, da giovedì 2 gennaio 25, invece quella invernale per i professionisti e tesserare anche giocatori non professionisti. Ce ne parla meglio il collega Lentini. Intanto la FIGC ha annunciato le date per i tesseramenti delle squadre dilettantistiche con tutte le fattispecie. La finestra invernale si aprirà il prossimo 3 dicembre, sempre nell'ambito di trasferimenti tra squadre dilettantistiche, da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025. La finestra invernale sarà per i professionisti, con la possibilità per i dilettanti di tesserare elementi provenienti dalla Serie A, B o C. Resta valida la possibilità di tesserare calciatori senza contratto e sarà possibile farlo sino al 31 marzo. Ma ritorniamo ai campionati. In eccellenza belle imprese dell'Unità Sciacca, che al Favazza contro il Partinico Audace, in una gara dura e spigolosa, ha costretto la squadra di Calfado di giocare in inferiorità numerica 11 contro 9 e ha ugualmente vinto con il risultato di 2-3. È passato in doppio svantaggio lo Sciacca di mezzo alle distanze con Alfonso Cipolla di testa, poi ha completamente ribaltato il risultato grazie alle reti di Gragi e Caternicchia. In classifica generale l'Unità Sciacca si posiziona al terzo posto in classifica generale, ad un solo punto dal secondo posto occupato dal Gela, oggi fermato in casa dall'Ostico Città di San Vito Lo Capo. Continua la scalata per l'Athletic Club Palermo, che di misura passa anche sul campo di Misilmere, e continua la fuga solitaria in vetta alla classifica. E domenica prossima al Gurrera sarà sfida tra l'Unitas Sciacca e il Città di Gela per la conquista della seconda posizione solitaria. In promozione il Casteltermine, che donde ti aspetti, batte la corazzata Aragona ed ottiene la terza vittoria di fila che la proiettano verso le zone salubri della classifica. Aragona in vantaggio con Curabba, pronta reazione del Casteltermine che pareggia al 30° con Yariu. Al 60° il gol della vittoria dei padroni di casa e con Coranchie. Pari a reti bianche invece per il Camarat sul campo del Belpasso. Vince di misura il Gemini con il riposto per 2-1. Il Giarre si appropria della vetta della classifica e scavalca il Camarat, terzo posto sempre per l'Aragona, malgrado la sconfitta. Domenica ultima di andata con un doppio derby, Aragona-Gemini e Camarat-Casteltermine. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.